Buongiorno a tutti, siamo qui oggi, una partita molto importante, è un derby, a Rovigo è molto sentita. Approfitto della nomina della classifica per vedere com'è la classifica in questo momento. Ormai direi che l'Albignasego sta volando sempre più in alto a 51 punti, al secondo posto abbiamo l'Endinara a 45, a seguire Legnaro, Abano, Monselice, Vittoriosa, Bevilacqua e Rovigo e Bagnoli, Maserà. Partita è cominciata, primo possesso da parte dell'Endinara, lancio lungo, palla in mezzo, palla che rimane lì, allontana parzialmente Schiesaro che mette in calcio d'angolo. Purtroppo il calcio è così, Sì. prima segni poi vieni squalificato, la stessa partita. Altro traversone da parte dell'Endinara, cross in mezzo, tiro rete. Porca miseria. Il gol del numero 4 sblocca il match al Gabrielli, 0-1, vantaggio ospite. Rimessa laterale, Ranzato, sponda 1 contro 1, è passato, converge verso il centro e poi scarica il destro, blocca a terra Fenzi. Diversi fastidi ultimamente come un po' a tanti giocatori di questa squadra. Magnarello 1-2, trova Piras, grande trama qui del Rovigo, cerca Ramazzina, sponda a cercare Polichetti, Vai Pietro. punta l'area Polichetti, Polichetti prova il tiro, fuori di poco per 1-0 sui padroni di casa. Gestione del numero 8, e prova il traversone, taglia tutto il campo sul secondo palo, esce Fenzi con i pugni, Rossi sul punto di battuta, va proprio a cercare Polichetti, palla che passa, Polichetti, paratona da parte del numero 1 dell'Endinara, Pellegrini col destro a cercare la porta, traversa di Pellegrini, rimane lì, Ramazzina, Scaranello che è rientrato, che mette in rimessa laterale e con questa rimessa laterale termina la prima frazione di gara con risultato di 1-0 per l'Union Vis, squadra negli spogliatoi. Tocca il suo primo pallone Mattia Zago per dare inizio a questo secondo tempo. Vai Mattia! Eccolo qua, Mattia Zago tocca il suo primo pallone, inizia la ripresa, palla un po' lunga, la recupera comunque Scaranello, poi va a cercare in avanti Zago, palla che lo passa, poi prova al volo da fuori area di destro, piede debole per Schiesaro. Che sofferenza. Duello che sofferenza. Schiesaro e numero 8 che sta vincendo tutti i duelli. Grande Scaranello qui in chiusura per la palla che arriva al numero 7 che va al destro! Ma porca E miseria! trova un Eurogol dai 25 metri di prima intenzione sul secondo palo. Anticipo di Rossi che perde la fasciatura alla mano. Zago però dalla distanza di Mancino, gran parata del portiere, rimane lì, Meneghello, altro intervento del portiere, poi Meneghello ancora. Arriva il numero 8 che le sta recuperando tutte. Occhio. Numero 8 a duello, guadagna ancora il calcio di punizione. Non è d'accordo mister Pavani. Eccolo che lo ammonisce. Cartellino No, non ci rosso, credo, ma dai. cartellino rosso. Punizione importante questa. Va Pellegrini che aggira la barriera tra le braccia del portiere, però la palla gli scappa, prova a girarla. Ma no. Torna da Rossi, da Campione. Campione atterrato, ma il direttore non fischia fallo e l'Endinara fa 3-0. L'Endinara fa 3-0. Messa laterale l'Endinara che fa scorrere il cronometro e si avvicina a una vittoria importante. Traversone in mezzo, esce Fenzi a vuoto però e allora il 17 chiude con un 4-0 umiliante. Madonna, E probabilmente non rispecchia la partita che si è vista prima dell'espulsione.
chiuso nuovamente. Polichetti prova a reagire ma fa buona guardia il direttore di gara. Triplice fischio, finisce qui Rovigo Lendinara, risultato di 0-4. Buona la prima, Samio! 4-0 também, né?